Benvenuti amici di Mattoscacco in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un quiz, quindi prendi subito carta e penna perché ti dovrai segnare delle cose. La gran parte delle domande che ti farò saranno vero e falso, saranno domande di comprensione degli scacchi e attenzione, dovrai fare al massimo 2 errori per meritarti i 1000 punti. Quindi se sei un giocatore che credi di essere sopra i 1000 punti puoi fare al massimo 2 errori in questo test fatto da 22 domande. Se farai più di 2 errori, troverai qui sotto poi nei commenti la lista delle valutazioni in base ai tuoi risultati. Quindi il video sarà composto da una prima parte dove ti farò questi quiz e nella seconda parte del video ti andrò a dare ovviamente i risultati e poi per capire appunto se hai fatto giusto o meno e poi sotto nel commento in evidenza troverai cercare di capire qual è il tuo livello reale. Se è tutto chiaro io direi di partire, prenditi tutto il tempo che vuoi, puoi anche mettere in pausa il video e mettiti alla prova. Partiamo. Allora, questa è la prima domanda di oggi ed è questa. La successione di mosse è la seguente. Il bianco gioca un gambetto di re e a seguito di questa mossa il bianco gioca di 4. La domanda è: nel gambetto di re lo scopo principale è quello di controllare il centro a qualsiasi costo, vero o falso? Scrivi se è vero o falso che il bianco deve controllare il centro a qualsiasi costo, per esempio anche in questa posizione che stai vedendo. È scritto? Bene. Andiamo alla seconda posizione, ovviamente puoi mettere in pausa il video se hai bisogno di più tempo per ragionarci, nessun problema. Andiamo nella seconda posizione e la domanda di questa seconda posizione è: l'inchiodatura che vedi di quell'alfiere è un'inchiodatura relativa, vero o falso? Spero e sono sicuro che tu sappia la definizione, la differenza fra inchiodatura assoluta e relativa, quindi scrivi se è vero o falso. Bene, andiamo allora alla terza domanda di questo test. In quest'altra inchiodatura, sempre d'alfiere, la domanda è: il bianco teme questa inchiodatura d'alfiere. Fa bene il bianco a temere questa inchiodatura d'alfiere, vero o falso? Quindi il bianco dovrebbe correre a ripari, non so, un alfiere di 2 o qualcosa? Prova, scrivi, vediamo cosa dice la tua conoscenza scacchistica. E andiamo avanti con la quarta domanda del test. La risposta migliore contro il gambetto di re è il controgambetto di re, ossia questa spinta del nero in d5. Vero o falso? Conosci altre soluzioni? La cosa migliore è magari accettare il pedone e giocare alfiere c5? Vero o falso? Andiamo al quinto esercizio di questo test. Il bianco sta andando a promozione con quel pedone e la domanda è: il modo migliore che ha una torre per scortare la promozione di un pedone è mettersi davanti al pedone stesso. Vero o falso? In generale, non solo in questa posizione. È vero che la torre sta meglio davanti al pedone? Vero o falso? Ripeto, puoi pensarci, puoi mettere in pausa il video, così hai tutto il tempo per pensarci. Andiamo al sesto esercizio di questo test. Qui la posizione lascia desiderare, ma quello che ci interessa è la domanda, che è: di norma, l'alfiere vale più del cavallo, vero o falso? Chiaramente poi bisogna sempre contestualizzare, no? Però la domanda è questa, vero o falso? Scrivi. Andiamo allora alla settima. La partita è molto incasinata, come puoi vedere, e l'affermazione alla quale devi rispondere vero o falso è la seguente: in posizioni chiuse, come questa, i cavalli sono più forti degli alfieri, vero o falso? Guarda anche la posizione, più tempo metti in pausa questo video, nessun problema. E andiamo avanti. Andiamo all'ottavo esercizio del test e la domanda è, l'affermazione è: la spinta in E5 è una spinta non precisa. Vero o falso? Fa bene il nero a giocare questa spinta, sì o no? È imprecisa o è corretta? Bene, andiamo
Allora, al nono test, al nono esercizio di questo test, che è questo qui. Il cavallo può catturare sia l'alfiere che la torre. E l'affermazione è: al cavallo conviene catturare l'alfiere anziché la torre. Vero o falso? Scrivilo nei tuoi punti, non a domanda. E andiamo allora alla decima, che dice: la spinta che ha appena effettuato il bianco, la spinta di 2 del pedone C4, non è una spinta buona. Vero o falso? È vero che non è buona questa spinta o invece è una spinta buona per il bianco? Scrivilo. E andiamo allora all'11ª domanda. Questa è la posizione e l'affermazione dice: mossa al bianco. La mossa alfiere H6 è un'ottima mossa per il bianco. Controlla un po' la posizione, fatti i tuoi calcoli, vero o falso? E allora andiamo ancora avanti. 12ª domanda del nostro test. La domanda è: la mossa alfiere B5 del bianco è un'ottima mossa. Vero o falso? Bene, allora andiamo alla 13ª mossa e bene, allora andiamo ora alla 13ª domanda di questo test e la mossa è: bene, andiamo adesso ora alla 13ª domanda del nostro test. La posizione è questa. Il nero sembra essere in netto vantaggio perché ha la regina, la torre e diversi pezzi leggeri. L'affermazione è: la mossa donna per B2 è il modo più semplice per vincere questa partita. Vero o falso? Controlla, fai i tuoi calcoli e scrivi. Andiamo così ancora più avanti. Andiamo alla domanda ancora successiva e la posizione è questa: mossa al bianco, e la questione è: la mossa alfiere G3 è la mossa migliore in questa posizione. Vero o falso? 15ª domanda per noi, che è questa qui. Mossa al bianco e la spinta del pedone da B2 a B3 è il modo migliore per difendere questo attacco. Quindi c'è il nero che sta attaccando su B2 e spingere è il modo migliore per difendersi da questo attacco. Vero o falso? Andiamo avanti. 16ª domanda. La posizione è questa e l'affermazione è: il nero ha un pezzo in meno. Il modo migliore per cercare di resistere il più a lungo possibile è quello di scambiare i pezzi. Vero o falso? Andiamo avanti alla 17ª domanda e guardiamo questa partita che deriva da una apertura inglese. Il nero inizia a mettere i suoi pedoni su casa scura, eccetera eccetera, e l'affermazione è la seguente: questo piano contro l'apertura inglese di mettere i propri pedoni su casa scura e quindi dare subito il proprio alfiere scuro viene chiamata variante Kramnik. Vero o falso? Questo è difficile. Andiamo avanti con la 18ª domanda. La spinta del pedone in D4 del nero è un'ottima spinta. Vero o falso? Ragionaci, pensaci.
Andiamo intanto alla 19ª domanda. E la mossa cavallo F5 è un'ottima mossa del bianco. Vero o falso? Siamo quasi alla fine, eh? Tieni duro, siamo alla 20ª domanda. Il bianco può catturare il pedone B5 sia con la donna che con la regina. E l'affermazione è: la cattura di regina è la cattura migliore possibile. Vero o falso? Ventitreesima domanda. Qui la domanda devi proprio rispondere. Mossa al bianco, qual è in questo preciso momento la mossa migliore per il bianco? Scrivila, ragionaci, metti in pausa il video e poi vediamo la soluzione. Ultima domanda del test, ancora una volta, è simile, è il continuo in realtà della posizione di prima, è: trova la mossa migliore per il bianco. Bene, andiamo adesso allora a vedere le soluzioni e poi sotto ti ricordo che nel primo commento qui sotto e in descrizione troverai quelli che sono, diciamo, le valutazioni ai tuoi risultati. Quindi andiamo a vedere ad uno le varie cose. Qui avevamo detto che il modo migliore del bianco era subito di controbattere sul centro, ma in realtà in questo caso non c'è nessuna fretta di giocare subito pedone D4, poiché arriverebbe regina in H4 e sarebbe veramente devastante. Quindi la risposta in realtà era falso. Quindi qui sulla numero 1 la risposta era falso. Andiamo sulla numero 2. La domanda era: questa è un'inchiodatura relativa? La risposta è vero, relativa perché il cavallo che è inchiodato, volendo, non conviene, ma volendo si può togliere. Non è quella assoluta, sarebbe stata se qui ci fosse stato il re, quindi il cavallo proprio per legge degli scacchi e regole degli scacchi non si sarebbe potuto togliere. Quindi abbiamo un vero alla domanda numero 2. Domanda numero 3. Il bianco teme questa inchiodatura d'alfiere e fa bene a temerla. Risposta è falso, anche perché se dovesse mai arrivare un alfiere per, è vero che il bianco si è doppiato i pedoni, ma anche vero che il bianco ha la coppia di alfieri, quindi il nero ha perso l'unico pezzo sviluppato, quindi la situazione in realtà è buona per il bianco, quindi la risposta era falso. Andiamo alla quarta domanda. La risposta migliore contro il gambetto di re è il controgambetto di re. È vero, questa è la migliore. Ecco perché ad alti livelli non si vede quasi mai giocare il gambetto di re, perché questa controrisposta è considerata la migliore in assoluto. Andiamo alla quinta domanda. Il miglior modo che ha una torre per supportare il pedone mettendosi di fronte a lui è falso. Le torri stanno meglio dietro, da dietro riescono a supportare meglio i propri pedoni e anche nei confronti dei pedoni nemici stanno meglio dietro, perché le torri da dietro sono molto più forti. Andiamo alla domanda numero 6 ed era: di norma l'alfiere vale un pochettino più del cavallo. E la risposta è vero, di norma è così. Poi è chiaro che bisogna catapultarsi sempre in ogni situazione. Andiamo alla domanda numero 7 che dice: in posizioni chiuse i cavalli di norma sono più forti degli alfieri. La risposta è vero, perché i cavalli col fatto che possono saltare, a differenza degli alfieri, possono veramente riuscire a raggiungere caselle che gli alfieri non riuscirebbero mai a raggiungere. Andiamo alla ottava domanda che dice: la spinta in E5 per il nero è scorretta. La risposta è vero, perché qui perde, il nero ha solo 2 difensori su quella spinta, il bianco ha 3 attaccanti contro quel pedone, quindi il nero va a perdere se fa questa spinta. Andiamo alla domanda numero 9. Al nero conviene catturare l'alfiere anziché la torre? Risposta è vero, perché se il nero cattura l'alfiere va in vantaggio di 3 punti, se il nero cattura la torre va in vantaggio momentaneamente di 5 punti, ma qui subito con qualsiasi mossa, questa è meglio, il bianco
si riprende il cavallo, quindi sono solo 2 punti di vantaggio. Quindi al termine di questa piccola combo al nero conviene prendersi direttamente un pezzo secco senza rinunciare a nulla. Quindi la risposta è, abbiamo detto, vero, è scorretto. No, scusami, la risposta è vero, conviene prendere l'alfiere. Andiamo al quiz numero 10, che dice: la spinta del pedone C4 del bianco non è bella. La risposta è vera, perché a seguito dei cambi al bianco rimane un pedone isolato, quindi non c'era alcun motivo di autoisolarsi un pedone, e quindi la risposta è vero che non è bella. Andiamo all'11° esercizio, che diceva: la mossa alfiere H6 per il bianco è un'ottima mossa. Risposta anche qui vero, poiché questo prende il nome di manovra di sfianchettamento che ha lo scopo di indebolire l'arrocco avversario. Andiamo alla 12ª domanda, che dice: la mossa alfiere B5 è un'ottima mossa per il bianco in questa posizione. In realtà no, perché il bianco non ha alcun interesse nel giocare alfiere per C6, dato che, data la struttura pedonale, l'alfiere in B5 è quello che è considerato l'alfiere buono, quindi non è la mossa migliore in assoluto, quindi la risposta è falso. Esercizio numero 13, dicevamo donna per B2 è il modo più semplice per vincere la partita. La risposta è vero. Se attiviamo il motore ci dice che alfiere per C6 è la migliore, poiché a seguito di questo qui ci sono grandissime complicazioni e qui il bianco è sull'orlo del matto, ma senza voler per forza di cose complicare il gioco, stare a calcolare, magari qualcosa ci può sfuggire di mano, io direi a mani basse che donna per B2 è il modo probabilmente più semplice per vincere. Dopo questo arriva questo come minimo, e direi che questa è iper vinta, no? Si vince in tanti modi, ma questo è forse il modo più semplice in assoluto, quindi la risposta è vero. Andiamo alla 14, che diceva che in questa posizione la ritirata dell'alfiere G3 è la risposta migliore. In realtà è falso. In assenza di questo cavallo la risposta sarebbe potuta essere vera, ma in realtà qui la mossa migliore è semplicemente col cavallo catturare questo alfiere. Andiamo alla 15ª domanda. Il modo migliore che ha il bianco per difendere questo attacco è tramite la spinta B2-B3. La risposta è falso, poiché questo tipo di spinta indebolisce parecchio le case chiare, quindi probabilmente ci sono altre mosse. Una potrebbe essere questa, o forse il bianco perde il cavallo, o semplicemente torre B1, forse funziona ancora meglio, quindi falso. Vediamo cosa dice qui il motore. Sì, torre B1 è la risposta migliore, quindi era falso che B3 era la migliore. Andiamo avanti con la 16. Il nero ha un pezzo in meno e per difendersi al meglio deve semplificare la posizione. Falso. Il giocatore che ha meno pezzi in genere deve evitare i cambi per cercare di sopravvivere. 17° esercizio, che dice che questa prende il nome di variante Kramnik. Questa era difficile, era più di cultura generale sulle aperture, e spero che tu abbia azzeccato, perché la risposta è vero. 18ª, la spinta del pedone in D4 è una buona spinta per il nero. Falso. È vero che il nero sembra che guadagni spazio, ma è uno spazio fittizio, perché comunque indebolisce di parecchio le varie case. Qui il motore consiglia tutte le mosse tranne quella. Andiamo alla 19ª, che diceva che la casa F5 era una buona casa per questo cavallo, era una buona mossa per il bianco. Risposta vero. Qui si attaccano parecchi pezzi e in caso di alfiere per F5 siamo molto contenti perché il nero ci ha dato l'alfiere buono. 20° esercizio, qui era catturare con la donna era la mossa migliore. Risposta è falso. Perché? Perché qui siamo in una situazione di parità di materiale e in caso di cambio di donne il bianco ha sempre sicuramente un po' di iniziativa,
ma l'iniziativa svanisce. Il giocatore che ha un vantaggio di tipo dinamico come in questo caso deve evitare il cambio delle donne e a questo punto la situazione diventa grave. Per esempio, se la donna ora si ritira, qui arriva come minimo torre in A8 scacco e alla prossima il nero perde la torre. O comunque se la donna cerca di rimanere sul pezzo, sicuramente possono succedere tante altre cose. Donna 4, il bianco cercherà di arroccare e portare in gioco anche l'altra torre, quindi è falso che questa mossa col cambio delle donne era la migliore. Andiamo all'esercizio numero 21. Qui c'era da dire la mossa migliore qual era. La mossa migliore a questo punto è alfiere C6, che impedisce al nero di sfuggire e porta inevitabilmente ad amarissime conseguenze. Sicuramente ha a disposizione il cavallo D7 il nero, ma alfiere C6 è la mossa probabilmente più forte a questo punto. E andiamo all'ultima situazione, che è l'evoluzione di questo che abbiamo appena visto. Trova la mossa migliore. Qui la mossa migliore era sacrificio di torre per poi portare l'altra torre in A8 e dare così scacco matto.